Forza Italia parla di abbandono della città delle arance, la replica del sindaco. Si continua a rischiare lungo la strada del villaggio Peruzzo, ma il comune rimane latitante. Al Giardino della Colimpetra presentata l'offerta didattica 2023-2024. Per la cronaca risse a Canicattì e a Cammarata. Per lo sport la consueta pagina sportiva del lunedì. Benvenuti su TVA Notizie. Come avete sentito dai titoli, Forza Italia con i parlamentari Margherita La Rocca Ruvolo e Riccardo Gallo punta il dito sull'abbandono della città di Ribera, una città, dicono, senza futuro. Il servizio di Arturo Cantella. Di nuovo. Ribera, città delle arance, per i parlamentari di Forza Italia, La Rocca Ruvolo e Riccardo Gallo, rispettivamente commissari e vicecommissari regionali di Forza Italia, affermano come è una città abbandonata a se stessa, un'amministrazione comunale assente, senza progettazione e programmazione, e Ribera così per i due parlamentari non avrà futuro. Già mesi fa abbiamo preso le distanze dal sindaco Matteo Ruvolo per mancanza di dialogo con gli alleati che hanno sostenuto la sua candidatura. Adesso i due parlamentari regionali di Forza Italia chiedono alle altre forze politiche che hanno a cuore le sorti della città di fare lo stesso e di avviare un confronto per lavorare tutti insieme per il rilancio turistico, sociale ed economico della città di Ribera, partendo dal miglioramento dei servizi essenziali. Riteniamo, affermano i due parlamentari regionali di Forza Italia, sia necessario mettersi tutti insieme intorno a un tavolo per confrontarsi su quali strategie mettere in campo per un rilancio che passi dall'intercettazione dei fondi comunitari e regionali per portare risorse e sviluppo a Ribera e al suo Interland. Occorre prendere coscienza che l'interlocutore non può essere l'uomo solo al comando, ma la città e il suo patrimonio umano e culturale. L'appello lanciato dai due parlamentari di Forza Italia, Gallo e La Rocca Ruvolo, viene preso in dovuta considerazione dalla parlamentare Giusy Savarino, che afferma come l'appello lanciato dai due deputati di Forza Italia a lavorare insieme per lo sviluppo turistico, sociale ed economico di Ribera non può che essere condiviso da chi ha a cuore le sorti della città. Le preoccupazioni dei colleghi, continua Giusy Savarino, per le difficoltà riscontrate dal Comune sono da me condivise. Sono lieta che si sia lanciato questo invito, accolto anche dal collega Roberto Di Mauro, al confronto tra le forze politiche, insieme ai tanti rappresentanti locali di Fratelli d'Italia che hanno sollevato gravi criticità. Sono disponibile, continua e conclude la Savarino, a partecipare a questo lavoro sinergico per il rilancio della città di Ribera. In merito a quanto dichiarato dai parlamentari di Forza Italia, La Rocca Ruvolo e Gallo, il sindaco risponde dicendo che in meno di 3 anni ha risanato l'ente. Il sindaco passa quindi al contrattacco, invitando di chi parla di tavoli e di strategie per l'intercettazione di fondi comunitari e regionali per portare risorse e sviluppo a Ribera a farsi avanti, e ricorda che la sua amministrazione in 3 anni di mandato ha risanato il bilancio con l'ultimo consuntivo per l'anno 2022, che registra così un avanzo disponibile di quasi 700.000 euro destinati agli investimenti. L'amministrazione, precisa Ruvolo, ha ottenuto finanziamenti per oltre 20 milioni di euro per importanti interventi, alcuni già in atto e altri in futuro, di edilizia scolastica, impiantistica sportiva e ricreativa, efficientamento energetico, adeguamento sismico degli edifici comunali, digitalizzazione dei servizi comunali. Agli interessati alle sorti di Ribera, afferma Matteo Ruvolo, chiedo di dare segnali tangibili di collaborare realmente con la mia amministrazione, che oggi ha l'avventura di ricoprire rilevanti ruoli anche a livello regionale. Non si ricordi di Ribera solo quando deve tutelare gli interessi del partito o deve venire a raccogliere voti in campagna elettorale. Viale Emporium è una strada trappola per auto e moto, troppi avvallamenti e dossi, ma il comune continua a rimanere latitante. Vediamo. Viale Emporium dalle parti del villaggio Peruzzo è una strada trappola.
Lo abbiamo detto tantissime volte, segnalando i dossi e i continui avvallamenti che la rendono assai pericolosa, ma ci rendiamo conto di aver parlato ai sordi, a chi proprio non riesce a sentire. Anche oggi, venendo nei nostri studi, abbiamo assistito a delle pericolose gincane per schivare dossi e buche, e questa mattina un altro incidente a confermare quello che stiamo ribadendo. Per fortuna non si registrano feriti, ma sarebbe opportuna una presa di coscienza da parte del Comune con l'eliminazione delle tante trappole, perché i rischi in Viale Emporium sono tanti e non bisogna attendere gravi conseguenze per porre fine alla vergognosa situazione che non riguarda purtroppo solo il Viale Emporium. Open Day al Giardino della Colimpetra per i docenti per presentare l'offerta didattica 2023-2024. Oggi è una giornata dedicata ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, perché per noi sono fondamentali, così come fondamentali sono gli studenti che ogni anno scelgono di venire alla Colimpetra. Sono quasi 8.000 studenti ed è appunto il nostro pubblico privilegiato, sono le nostre future generazioni. Perché è così importante scegliere il Giardino della Colimpetra come luogo di gita di istruzione? Perché il giardino offre una vasta gamma di percorsi tematici, di percorsi dedicati alle scuole. I bambini, i ragazzi diventano protagonisti attivi di queste visite, imparano a conoscere la storia di questo giardino, la rinascita di questo giardino grazie al FAI, il valore del paesaggio, della straordinaria biodiversità, di antichi saperi, di tradizioni che ormai nessuno più conosce, che qui si conservano, l'impianto di irrigazione di derivazione islamica, gli ipogei, davvero un giardino che si presta a potenziare quelli che sono i programmi scolastici che i ragazzi appunto studiano a scuola. Tra l'altro un luogo straordinario, all'aria aperta, un luogo di arte, bellezza e natura. Perché dal punto di vista di un insegnante è importante proporre e far venire qua i ragazzi? Perché le attività proposte sono attività laboratoriali. Così facendo proponiamo ai ragazzi una metodologia di apprendimento differente, una metodologia concreta, attiva, dove il bambino ha l'opportunità di sperimentare concretamente l'insegnamento, quindi di costruire da sé l'insegnamento. E così facendo non soltanto diamo l'opportunità di acquisire nuove conoscenze, ma diamo l'opportunità di creare, di sperimentare con i nostri laboratori, stimolare un apprendimento fuori dai banchi di scuola. Oggi sono qui in veste di docente e di mamma perché credo che il Giardino della Colimpetra sia un bene, un patrimonio ineguagliabile del nostro territorio ed è necessario farlo conoscere, farlo scoprire ai bambini, ai ragazzi di ogni età, soprattutto cercando la collaborazione delle scuole. I percorsi didattici e le attività che vengono proposte ogni anno dal Giardino della Colimpetra sono numerose e di grande formazione perché permettono davvero di far scoprire quello che è lo scrigno di biodiversità del Giardino della Colimpetra e soprattutto di rendere i bambini e i ragazzi padroni del loro territorio, cittadini consapevoli di quella che è la tutela e la salvaguardia del nostro paesaggio, che oggi è tra l'altro uno degli aspetti cardini, dei valori a cui tutte le scuole puntano. Penso al curriculum di educazione civica, penso alla formazione globale dei nostri studenti, che deve necessariamente inglobare la conoscenza, la scoperta della natura, del paesaggio, dell'ambiente, per poi aiutare i nostri giovani a tutelarlo e a valorizzarlo. Oggi chiuso,
Parliamo del cimitero di Piano Gatta, dove il cancello questa mattina è stato trovato chiuso, suscitando rabbia e indignazione tra quanti avevano programmato di recarsi a pulire le tombe dei propri cari. Un assurdo che si sarebbe potuto evitare proprio in questi giorni. È stato attivato con la registrazione alla Corte dei Conti il fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni. Arturo Cantella. Per il settore scuola è stato attivato dall'INAIL un fondo per i familiari di studenti vittime di infortuni. Ciò è avvenuto grazie alla registrazione alla Corte dei Conti del decreto interministeriale del 25 settembre, con cui sono state definite le modalità per l'accesso al fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, ampliando la tutela infortunistica in favore di quei studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Il provvedimento è stato firmato dal Ministro del Lavoro e prevede un sostegno economico fino a 200.000 euro. Il decreto chiarisce requisiti e criteri di determinazione delle prestazioni e le modalità per accedere al fondo, strumento istituito per garantire un sostegno economico fino a 200.000 euro ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative. Le somme saranno erogate entro 30 giorni, ma entrando nel dettaglio cerchiamo di capire meglio chi potrà accedere al fondo, in che modo. Il sostegno economico spetta con parità di diritto al coniuge superstite e ai figli. In mancanza di questi potranno presentare la domanda di accesso al fondo i genitori, i fratelli o le sorelle del soggetto vittima dell'evento lesivo. In mancanza anche i genitori o fratelli aventi diritto sono gli ascendenti di secondo grado. La domanda deve essere presentata direttamente all'INAIL della sede competente. Il sostegno economico sarà erogato entro 30 giorni dall'accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative. Il fondo non limita ulteriori richieste di risarcimento da parte dei familiari. Il sostegno economico proveniente dal fondo è cumulabile con l'assegno una tantum dell'INAIL, recentemente incrementato fino a 11.612 euro, che copre le spese sostenute in seguito alla morte dei lavoratori. Inoltre non è soggetto ad azioni di rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari e dello studente, in attesa della predisposizione dell'apposito servizio per la presentazione con modalità telematica delle domande di accesso al fondo. Tutte le sedi dell'INAIL sono a disposizione per chiarimenti e supporto nell'invio delle domande. L'Ordine degli Ingegneri di Agrigento, presieduto da Achille Furioso, ha ricordato a Canicattì la figura di Giuseppe Iannicelli, illustre professionista impegnato in politica. Ha avuto un importante successo il convegno che si è svolto il giorno 27 a Canicattì in ricordo dell'ingegnere Iannicelli, libero professionista che si è distinto non solo per l'attività professionale svolta con estrema competenza, ma anche per l'impegno politico profuso nell'interesse della città. Il convegno è stato organizzato dal Comune di Canicattì con il patrocinio dell'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti di Agrigento e è stato curato da un gruppo di professionisti che operano nell'Interland della città. Il consigliere Di Marco ha portato il saluto del presidente Achille Furioso, di tutto il consiglio dell'Ordine degli Ingegneri. Il presidente Furioso ha avuto anche il piacere di apprezzare personalmente le doti umane e professionali dell'ingegnere Iannicelli e non ha potuto presenziare all'evento in quanto impegnato con il convegno sulla prevenzione del rischio idrogeologico insieme alla consulta degli ingegneri. Molti ordini delle professioni tecniche, ANCI, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Società Maccaferri, hanno portato il loro pregevole contributo. Il professore Alfonso Iacono, già filosofo di storia e di filosofia dell'Università di Pisa, sul tratto umano dell'ingegnere Iannicelli si sono intrattenuti la nipote, dottoressa Cinzia Pomo, e gli amici Giovanni Greco e Nardino Di Stefano. Gli intervenuti al convegno sono stati numerosi e hanno gremito l'aula dedicata all'ingegnere Iannicelli, seguendo con molto interesse e attenzione lo svolgimento dei lavori. Il gruppo di lavoro che ha curato l'iniziativa intende ripeterla in futuro, alternando figure professionali che nel tempo si sono impegnate per lo sviluppo culturale, sociale e economico della città. Gli organizzatori hanno ringraziato quanti hanno collaborato, contribuendo al successo del convegno, e in particolare la stampa, che ha seguito con molta attenzione l'iniziativa, informando l'opinione pubblica con molta professionalità.
E siamo alla cronaca. Una rissa tra ragazzini crea il caos a Canicattì, la movida violenta al vaglio degli inquirenti. Arturo Cantella. Venerdì sera all'interno di una zona dedicata alla movida a Canicattì in Piazza Dante, una decina di persone se le sono date di santa ragione a essere coinvolte. Sono stati dei gruppi di ragazzi davanti agli occhi delle famiglie, bambini compresi, che volevano trascorrere momenti di spensieratezza. Sul posto, lanciato l'allarme, sono immediatamente intervenute le forze dell'ordine. Ancora non è chiaro cosa abbia innescato la lite iniziale, ben presto si è trasformata in una maxi rissa. L'ipotesi degli investigatori è che i ragazzi che si trovavano in Piazza Dante, zona della movida cittadina, nel fine settimana è affollata da tanti giovani, avessero bevuto troppo. Gli inquirenti hanno così avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Di grande aiuto sono i filmati delle camere installate nella zona. La rissa, secondo i primi accertamenti, avrebbe coinvolto tra 10 e 15 ragazzi, alcuni dei quali sono residenti in città. Il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, rassicura la città di Canicattì e al vaglio degli inquirenti il video che sta rimbalzando sui social e su WhatsApp della 2 giorni della maxi rissa che è scoppiata appunto venerdì notte in Piazza Dante a Canicattì. Il questore afferma: come ne abbiamo identificati alcuni, ora bisogna capire quali sono le cause e chi ha avviato gli scontri. Alcuni saranno denunciati, dichiara il questore. I poliziotti in queste ore stanno lavorando per chiudere il cerchio. E un'altra rissa con un ferito è scoppiata a Cammarata, nella via Venezia. Ad indagare sono i carabinieri della locale stazione. Il ferito è un giovane rumeno trasportato al pronto soccorso del San Giovanni di Dio di Agrigento. Mercoledì 1 novembre, festività di Tutti i Santi, il mercato settimanale di Viale Carlo Alberto a Canicattì non si terrà. Inaugurato a Siculiana un monumento alla pace e all'accoglienza. Ascoltiamo il sindaco Giuseppe Zampito, il prefetto di Agrigento Filippo Romano e l'artista Salvatore Cipolla. Siculiana è interessata dai flussi migratori da diverso tempo e lo sappiamo, non sempre il rapporto tra la cittadina e il centro sono stati buoni perché sono intervenuti paura, pregiudizio e altro. In questi 3 anni abbiamo lavorato per superare queste barriere, queste paure e avviato un percorso per un'inclusione vera. Devo dire che la situazione è molto migliorata, oggi i ragazzi del centro frequentano le nostre scuole. Oggi c'è un atteggiamento che è cambiato, quindi credo che sia opportuno, è arrivata l'ora di dimostrare anche attraverso un simbolo che l'accoglienza è possibile. Naturalmente è collegato al tema della pace e mai come adesso, come l'attualità oggi ci pone il problema della guerra, è opportuno che dei simboli di questo tipo diventino comunque un punto di riferimento per la città e per aiutare a riflettere. Sono contento del coinvolgimento degli alunni, degli studenti, perché bisogna partire da loro. È un piccolo passo, è un piccolo segno di un piccolo paese, però attraverso i piccoli segni si possono costruire anche delle grandi cose. Ma ciò che veramente rappresenta la pace è agire e fare i fatti. Ecco, i fatti Siculiana li fa perché è da tanto tempo che ospita una comunità rilevante, soprattutto in rapporto alla popolazione, di cittadini stranieri, di migranti, e spesso lo fa anche con molta pazienza, anche di fronte alle inevitabili esigenze che la prefettura ha di mandarne molti, di mandarli senza troppo preavviso, perché l'andamento degli sbarchi ovviamente ci condiziona e non è un andamento che negli ultimi tempi, o meglio fino al mese di settembre, ci abbia lasciato tranquilli. Ora per fortuna, anche grazie all'opera internazionale, sul piano internazionale del nostro governo, l'andamento ha ripreso un ritmo più ordinato, più gestibile. Ma abbiamo avuto dei momenti molto difficili e in questo ci siamo sempre trovati vicini la comunità di Siculiana. L'opera è stata dedicata all'amore, alla pace nel mondo. In questo periodo di grande difficoltà e mancanza di serenità mondiale, forse
il fiore all'occhiello per stimolare tutti a vivere bene, in amore, per evitare quello che purtroppo potrà accadere è peggio. Che sia di auspicio per i popoli di vivere in pace, partendo dalla famiglia ai grandi potenti del mondo, quelli che purtroppo non ci danno la serenità. Due amanti che in un gioco di forte dinamismo e semplicità si amano e l'uomo innalza la donna, quindi l'altruismo, più in alto del proprio valore. È una cosa molto importante, rispettare più di se stesso e gli altri. Sharing how the world you men say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Ancora iniziative a Burgio presso l'Istituto Comprensivo Angelo Roncalli è stato inaugurato un murale raffigurante i giudici Falcone e Borsellino, il servizio di Arturo Cantella. Si è svolto presso l'Istituto Comprensivo Roncalli di Burgio la cerimonia di inaugurazione del murales raffigurante i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, realizzato dal giovane artista di Bivona Raffaele Parisi, presente alla cerimonia insieme alle autorità civili, politiche e militari, Sua Eccellenza il Prefetto, Dottor Filippo Romano. Prima dell'inaugurazione del murale, gli alunni hanno accompagnato Sua Eccellenza in una visita guidata dei luoghi storico-artistici della cittadina. Ad accoglierlo presso il convento dei Cappuccini sono stati i baby vigili urbani, il baby sindaco della scuola Andrea Giovenco. Quest'ultimo, oltre a rivolgere il saluto di benvenuto, ha illustrato all'interno del convento la pala del pittore fiammingo Kruser, il Museo delle Mummie e il Museo del Venerabile Andrea, le cui spoglie mortali sono custodite in una cappella della chiesa. La successiva visita si è svolta presso il Museo della Ceramica di Burgio, dove i ragazzi hanno illustrato con dovizia di particolari le sale e le vetrine che espongono le rinomate ceramiche di Burgio. La tappa successiva è stato il quartiere dedicato allo scrittore agrigentino Andrea Camilleri, che con i suoi murales e pannelli in ceramica e le tante espressioni in dialetto siciliano realizzate anch'esse in ceramica è diventato un luogo molto visitato dai turisti. Quindi una veloce visita alla preziosa chiesa di San Giuseppe, dove tutti sono diretti presso l'Istituto Roncalli, dove Sua Eccellenza, il Prefetto e gli altri ospiti sono stati accolti dall'orchestra dell'Istituto che ha eseguito l'inno di Mameli. Quindi sono seguite sentite toccanti personali riflessioni da parte dei ragazzi che hanno sottolineato il valore dei giudici Falcone e Borsellino, il sacrificio delle loro vite per la lotta contro la mafia. Quindi il saluto del dirigente scolastico è stato accompagnato da una significativa riflessione della docente professoressa Rosa Arrigo, al quale è seguita la benedizione del murale da parte di Don Salvatore Ingoglio e quindi l'intervento di Sua Eccellenza il Prefetto. Quindi, accompagnato dal sindaco, Sua Eccellenza il Prefetto ha raggiunto il municipio, dove è stato accolto dall'amministrazione comunale. Quindi la serata si è conclusa con un momento di convivialità. Prima dell'inaugurazione del murale, i nostri alunni, come vere guide turistiche, hanno avuto il piacere di accogliere Sua Eccellenza il Prefetto e di fargli visitare le peculiarità artistiche e artigianali di Burgio. Una giornata di alto spessore civile e culturale in cui i nostri alunni hanno dimostrato il loro impegno nell'esercizio della cittadinanza attiva e il loro amore per il proprio paese. Oggi per l'Istituto Comprensivo Roncalli di Burgio è stata una giornata di gioia e di festa, perché in presenza di Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento, Dottor Filippo Romano, è stato inaugurato nell'atrio della nostra scuola un murale dedicato alla memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Un'opera che da un lato rivela la grande maestria del giovane e talentuoso artista bivonese Raffaele Parisi, che l'ha realizzata, e dall'altro attesta che la bellezza di questo murale è intimamente legata all'alto significato simbolico ed evocativo che esso esprime nel suo valore sociale, umano e civile. Quei valori che servitori della patria come Borsellino e Falcone hanno testimoniato con grande dignità
nella determinata lotta contro la mafia e nel sacrificio della loro vita, ed è per questo che tutti noi abbiamo il dovere morale di conservarne gelosamente la memoria. Autismo, l'importanza dei volontari per i corsi di integrazione. La finalità di questo convegno è quello di riuscire a coinvolgere anche per una tematica così delicata, quella del volontariato a fianco delle persone autistiche, cercando di far arrivare un messaggio che i nostri ragazzi hanno necessità di vivere il loro tempo insieme ad altri coetanei, cosiddetti normotipici, che possono condividere un tempo dedicato esclusivamente a loro. Solitamente i nostri ragazzi vivono il loro tempo all'interno della famiglia, di strutture riabilitative, ma poco tempo viene dato loro e riconosciuto anche da chi vive al di fuori del nucleo familiare e delle strutture sanitarie. E allora riconoscere questa necessità significa far arrivare un messaggio ben preciso. I nostri ragazzi hanno bisogno e deve essere riconosciuto il diritto di poter vivere il tempo come lo vivono tanti altri giovani. Si parla di volontariato, quale supporto dà il volontariato? Il volontariato dà un supporto appunto volontario senza che ci sia un riconoscimento remunerativo, economico, ma che dà valore al tempo che viene condiviso insieme ai ragazzi con autismo. Queste sono occasioni importantissime in cui ci si incontra diverse professionalità, ma soprattutto i genitori dei ragazzi con problemi di autismo, che presentano le loro problematiche e si confrontano con professionisti di varia estrazione per trovare sempre più idee e soluzioni per andare incontro alle esigenze dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Fintanto che i ragazzi attraversano l'età evolutiva e quindi la scuola li accoglie, hanno sicuramente delle opportunità di potenziare le loro abilità e i loro bisogni interiori che spesso non riescono a esprimere appieno, ma che ci sono e possono quindi socializzare. Nel momento in cui la scuola finisce, ecco, per molte famiglie c'è il vuoto e quindi anche per questi ragazzi che non riescono a trovare una dimensione in cui possano continuare una vita di relazione che dia significato emotivo alle esperienze. L'evento Malafesta alla Zisa di Palermo. Vediamo di che si tratta. Sì, ma la festa torna qui allo spazio open ai cantieri culturali. Cosa proponiamo, Veronica? Ma un sogno macello, ovviamente. Sì, proponiamo tanta musica, tanta contaminazione, una malafesta come non si è mai vista. Sì, abbiamo ad aprire Santa Marea, che è un progetto che amiamo, che è un fiore all'occhiello della musica palermitana, insieme a Cirri, Claudi, Mocche Giorgio, che è uno dei produttori più importanti che abbiamo in Italia, Multiplatino, Camilla che fa un suo set, e ovviamente noi che sul palco metteremo un po' della musica che ci piace. Avete dichiarato in una recente intervista che siete partiti un po' come Capopopolo e ora state cercando una direzione più intimista nella vostra musica. Mentivamo, come vedi siamo sempre qua a fare Capopopolo, era proprio ci abbiamo provato, ma alla fine... No, invece della nostra musica stiamo tentando di essere così, persone semplici. Ad aprire la serata la presentazione del video di Cielo, artista palermitana vincitrice del contest musicale Emer Suoni. Io sono stata la vincitrice tra 8 artisti che hanno partecipato a questa rassegna musicale indetta da Averna. E questo mi ha permesso di realizzare il videoclip di Erotica, il mio ultimo singolo uscito a giugno, con Just Maria. Sono stati loro a realizzare il videoclip girato a settembre e quindi ora possiamo annunciarlo. Che cosa vedrà il pubblico in questo tuo videoclip Erotica? Sicuramente una nuova Cielo, sicuramente nuova rispetto a prima, direi anche un po' avanguardista e anche con una tecnica nuova di ripresa, che non è poco. Ma ti sei ispirata a Madonna? Sì,
Perché no? Sì, sicuramente tra outfit, più che altro, ma anche insomma le scenografie sono quelle palermitane, però ecco sì, l'ispirazione è anche molto quella, avanguardista anche in quel senso. Linea alla regia adesso per la breve pausa pubblicitaria. Come ogni lunedì nella pagina sportiva ci occupiamo delle partite di Akragas e Pro Favara. Iniziamo con la vittoria biancoazzurra, la vittoria dei biancoazzurri con il Canicattì all'Esseneto. Una vittoria che dà il benvenuto alla neopresidente Roberta Lala. Carmelo Lentini. Una prodezza balistica, oseremmo dire, del fantasista argentino Cristian Lijama permette all'Akragas di sbloccare una gara destinata ad un salomonico pari e che alla fine non avrebbe fatto gridare allo scandalo. Ma nel calcio si vive anche di episodi e l'Akragas ne ha avuto un paio favorevoli che si sono mostrati determinanti ai fini del risultato finale. Facciamo un passo indietro, ripartendo dal primo minuto. Il primo quarto d'ora trascorre in perfetto equilibrio, con entrambe le squadre pronte a fronteggiarsi al centrocampo, però senza creare pericoli per i rispettivi portieri. Il primo tiro in porta è dell'Agragantino Grillo al 18°, il quale si destreggia bene e lascia partire un pallone neutralizzato senza problemi dal portiere Scuffia. Non dà da farsi sotto il Canicattì, che con Meneses si presenta tu per tu con Sorrentino, ma il tiro finale arriva debolmente tra le braccia del guardiapali di casa. Al 38° l'episodio che manda a carte 98 i piani strategici dell'esperto trainer Orazio Pidatella. Viglianesi entra duro su Puglisi, l'arbitro vede tutto ed estrae il rosso diretto. Canicattini inferiorità numerica a pochi minuti dai primi 45. Al ritorno in campo l'Akragas inizia a pigiare in avanti alla ricerca del vantaggio che trova al 53° con Jama. C'è un continuo batteri sulla tre quarti, interviene di forza l'argentino che dalla distanza beffa il portiere Scuffia, il quale viene tradito da uno strano rimbalzo del pallone. Sbloccato il risultato, l'Akragas prende coraggio, la gara diventa nervosa e a farne le spese sono altri due giocatori ospiti biancorossi. Tedesco per doppio giallo e Camarà per un brutto fallo su un avversario. 11-8. La gara sembra essere in discesa per l'Akragas, che adesso ha le redini del gioco in mano. Corre l'81°, Trombino segna il bis, abile a mettere dentro e a porta sguarnita a conclusione di un'articolata azione di sottoporta. Ormai manca poco, la compagine dei Templi paga del risultato, pensa solo a gestire il tempo rimasto, ma un errato retropassaggio tra Rossi e il portiere sorrentino permette a Sidibe di inserirsi e depositare il pallone in rete. Sul 2-1 i brividi scorrono sulla pelle dei tanti spettatori e qualche fischio piove dalla tribuna, forse per paura. Al triplice fischio festeggiano i calciatori akragantini stremati, ma soddisfatti di aver incamerato i 3 punti in palio. Soddisfatta la nuova presidente dell'Akragas Roberta Lala, che inizia bene il suo mandato. Prossimo appuntamento è per mercoledì prossimo 1 novembre con la trasferta di Locri, mentre il Canicattì ospiterà il Real Casalnuovo. Ed ora spazio alle interviste di fine gara. Allora, vista partita buona fino all'82esimo, 83esimo, sì. Dopo il 2-0 poi è successo un cortocircuito forse, sicuri di avere già portato a casa il risultato, incredibile, cioè avete rischiato veramente di farvi pareggiare. No, io non credo che dipenda dalla troppa sicurezza, io credo che sia stato un errore di reparto e singolo, che però questo non giustifica il fatto poi di subire, soprattutto nei riguardi di ragazzi del 2004, delle offese da parte di alcuni tifosi, che forse non sono neanche tifosi a questo punto, perché io sono felice per i ragazzi, però un po' arrabbiato, perché io credo che oggi la prestazione oltre il risultato, la prestazione è andata oltre il risultato. Poi è vero che abbiamo fatto quell'errore, è stato un errore anche di, ripeto, forse di troppa sicurezza, però credo che non sia una cosa che possa passare inosservato, perché questi sono ragazzi ai quali bisogna fare
semplicemente i complimenti per il lavoro che stanno facendo. Se diamo tutto per scontato, secondo me non è assolutamente corretto. Oggi c'è stata una grande partita, una grande Agragas per tutti a 90 minuti, poi c'è stato uno sbarione difensivo, ripeto però non è giustificabile quel tipo di reazione e di commenti da parte di qualcuno, non di tutti i tifosi dell'Agragas, ma di qualcuno, e credo che queste cose non possono essere accettabili. Che partita è stata, mister? Io credo che sia stata una partita giocata veramente a un livello alto da parte dell'Agragas, sia da un punto di vista tecnico, da un punto di vista anche atletico, fisico, da un punto di vista della mentalità. Io ho visto veramente una bella partita, come abbiamo fatto una bella partita con la Vibonese e con il Trapani. I ragazzi commentavano questo dentro lo spogliatoio, erano felicissimi della partita che avevano disputato. Oggi per fortuna è arrivato anche il risultato, credo oltremodo meritato. Faccio i complimenti anche al Canichetti perché sapevo già che era una squadra che non avrebbe mollato fino alla fine e noi per un errore nostro abbiamo preso il gol del 2-1 loro in 8 uomini, ma questo voglio dire per me non è una sorpresa. Il Canichetti è una squadra che darà filo da torcere a tutti perché è una squadra che davvero non molla mai, però io credo che oggi va sottolineato la partita che ha fatto l'Agragas. Chi non lo fa credo che non sia concettualmente onesto. Questi 3 punti che importanza hanno, che valore hanno? Tanto perché abbiamo rimediato alla sconfitta che abbiamo subito a Napoli e quindi ci siamo rifatti subito e ci siamo rifatti con una squadra che era addirittura più alto in classifica rispetto a noi, una squadra che farà un ottimo campionato, il Canichetti, e quindi ci siamo rifatti con un avversario tosto, un avversario importante, un avversario che è come noi, un avversario che cerca la salvezza, cerca punti salvezza, quindi credo che questa vittoria valga tantissimo per proseguire, come dicevamo ieri in conferenza Davide, per proseguire un percorso che sta andando avanti da un po' di tempo. Io oggi conto l'11ª partita ufficiale, l'8ª vittoria di questi ragazzi tra campionato e Coppa Italia. Abbiamo passato 3 turni di Coppa Italia, qualcuno mi faceva notare che forse in Serie D all'Agragas non era mai successo. E per cui io continuo a dire che questi ragazzi secondo me vanno soltanto elogiati. Se poi c'è qualcuno che non si sa per quale motivo, di quale natura sia, debba per forza screditare qualcosa o qualcuno, allora io questo non lo so, non lo saprò mai forse. Poteva andare meglio, però ci siamo portati i 3 punti che ci servivano a casa. Questo ridà l'entusiasmo a noi, ai giocatori e alla tifoseria. Per noi questi 3 punti sono fondamentali per continuare il campionato, perché abbiamo degli obiettivi, quelli comunque di avere un punteggio a fine campionato di centro-alta classifica. Quindi ringrazio i nostri ragazzi, abbiamo anche incontrato un avversario difficile, un avversario importante. Noi cercheremo comunque di apportare tutti i correttivi possibili affinché l'Agragas possa realizzare quello che è il nostro obiettivo, alta classifica. Quali sono? Sì, prego. A proposito di correttivi, ultimamente sono arrivati dei nuovi giocatori, Mirval, Leuca giocherà nella prossima partita, vi assicuro che giocherà, per gli altri dobbiamo temporeggiare ancora un po', ma saranno tutti presto operativi. I suoi obiettivi da presidente dell'Agragas quali sono? Io prima di essere presidente sono stata quella che ha assistito a tutte le partite da tifosa, quindi a me mi lega all'Agragas un sentimento di amore e di appartenenza a questa città. Gli obiettivi, come l'ho detto, sono quelli di fare in modo che l'Agragas si stabilizzi nella Serie D. Quindi quest'anno noi non abbiamo promesso di fare il salto di categoria, ma di far mantenere l'Agragas in Serie D con un buon risultato di media-alta classifica, come ho detto poc'anzi. E ancora calcio con i risultati delle altre categorie. Per quanto riguarda le altre categorie in eccellenza, continua a distanza il duello tra la capolista Nissa, la Pro Favara e il Mazara 46. Tutte e 3 hanno vinto e praticamente la classifica conserva le stesse distanze, ma occhio al prossimo turno che potrebbe riservare delle sorprese. La Nissa giocherà in anticipo il sabato fuori casa a Palermo contro la locale Athletic Club. Il Mazara 46 sarà di scena a Fulgatore, mentre la Pro Favara giocherà
giocherà sul campo del Castelbuono. Ma vediamo un po' i risultati che sono maturati in questa giornata. Accademia Trapani Nissa 1-2 giocata sabato, Casteldaccia Mazzara 1-3, Geraci Fulgatore 3-2, Sciacca Castelbuono 3-1, Don Carlo Misilmeri Atletichi Palermo 1-1, Marineo Aspra 1-1, Pro Favara batte Folgore 1-0, mentre il Mazzara 46 ha superato il Castellammare per 1-0. Per quanto riguarda invece il campionato di promozione Girone A, si riprenderà domenica prossima 12 novembre con queste partite: Bagheria Marsala, Città di San Vitolo Capo Parmonval, Empedoclina Camarate, quindi un derby al Collura, Gemini Giardillenese, il Carenze Cus Palermo, Partinica Audace Casteltermini e San Giorgio Piana Alba Alcamo. Quarta vittoria consecutiva per la Pro Favara che torna a giocare allo stadio Bruccoleri. Giuseppe Moscato. Quarta vittoria consecutiva per la Pro Favara che ieri è ritornata a giocare tra le mura amiche dello stadio Bruccoleri, interessato da lavori di ristrutturazione. È stata praticamente la prima partita giocata in casa al cospetto del suo pubblico che in verità le è stato sempre vicino, gli ultras su tutti, in questa prima fase di campionato che l'ha vista costretta praticamente a giocare sempre in trasferta. I ragazzi di mister Catalano hanno battuto la Folgore di Castelvetrano, che ricordiamo era ancora imbattuta e con la migliore difesa del campionato, per 1-0 con un gol dal solito onnipresente Luca Ficarrotta. Prima sconfitta per la compagine trapanese che grazie al suo portiere è riuscita a contenere il passivo di gol, poiché la Pro Favara ha dominato la partita per circa 70 minuti. Il solo gol di vantaggio ha comunque tenuto con il fiato sospeso il folto pubblico presente al Comunale, essendo il risultato rimasto aperto fino alla fine. Pro Favara che rimane salda al secondo posto in classifica del campionato di eccellenza Girone A a soli 3 punti dalla capolista Nissa. Ma sentiamo le impressioni dei protagonisti che abbiamo raccolto subito dopo il triplice fischio del direttore di gara. Che rientrare nel nostro stadio ci ha portato un po' fortuna, quindi è una cosa positiva, ma a prescindere da questo credo che oggi abbiamo disputato una buona gara sotto tutti i punti di vista. Penso che per 60-70 minuti abbiamo gestito abbastanza bene, abbiamo costruito bene, l'avevamo preparata così e l'abbiamo sviluppata così. È anche vero che facciamo troppi errori sotto porta, perché secondo me questa partita andava chiusa prima, abbiamo avuto 5-6 palle gol importanti e poi magari gli ultimi 10 minuti andiamo a soffrire quando non c'è bisogno. Altra considerazione, quando partite forte, i primi 20 minuti c'è sempre il gol. Ma a prescindere da questo il gol lo possiamo fare secondo me in qualsiasi momento. Noi è vero che noi approcciamo bene le partite, andiamo subito in pressione, attacchiamo abbastanza bene, poi abbiamo anche la fortuna a volte di sbloccare la partita come è successo oggi e in altre occasioni, però ci sono anche gli avversari, quindi non è sempre facile andare a sbloccare subito le gare. Oggi ci è riuscita, però è anche vero che sbloccando questa gara abbiamo avuto 3-4 situazioni importanti dove potevamo chiuderla. Sì, penso che il risultato sia giusto. Abbiamo giocato contro una signora squadra, questa è la prima sconfitta che fanno, hanno preso pochissimi gol, quindi sapevamo l'avversario come giocava, insomma non era facile. Poi per quanto riguarda le azioni io credo che il risultato poteva essere molto più tondo, perché insomma si sono sprecate tante occasioni da gol e poi soffrire così fino alla fine è normale. Una partita bella giocata sul campo, forse più il primo tempo che il secondo un po' addormentato. Un gol visto, un gol non visto, un gol contestato. La sua opinione? Guardi, la Folgore purtroppo ultimamente non è molto fortunata con questi gol. Io posso dire che la Folgore forse deve prendere anche una squadra di Ghostbuster, perché sono tutti gol fantasmi. L'abbiamo preso a Sciacca, l'abbiamo preso qua oggi. Non capisco come l'arbitro da 3 quarti di campo e il guardialine che era 20 metri no perché era subito dopo la nostra panchina, non alzando la bandierina e chiedendogli subito dopo come mai era gol, lui mi ha detto non l'ho segnalato io.
perciò sto gol non capisco chi l'abbia fatto. A prescindere dal gol, un commento tecnico sulla partita? Guardi, io posso dire che ho 20 leoni, perché quelli anche in panchina sono ragazzini, a parte quei 3-4 grandi che sono stati in campo. Se voi andate a vedere la distinta vedete subito che sono tutti ragazzini, però devo dire che i miei hanno combattuto, hanno sudato la maglia, e forse le ultime 2 azioni poteva scaturirci anche il pareggio, che tutto sommato secondo me, anche se il Pro Favara è uno squadrone, però sa venire a rubare un punto, giocarsi, perché poi alla fine il punto ci poteva anche stare per come si è messa la partita, però il Pro Favara è una grande squadra, l'ha dimostrato, e noi siamo felici di avergli dato filo da torcere. Alla fine un gol soltanto, ripeto, per noi inesistente, però la terna decide, la terna fa, e noi purtroppo siamo dovuti soccombere a questa decisione. Io penso che per 50-60 minuti di partita ho visto una sola squadra in campo, però solitamente non sono bravo a fare disamine a caldo. La sensazione dal campo è stata quella, abbiamo fatto trame di gioco importanti, secondo me questa domenica abbiamo messo qualità in più dalla metà campo in su, per trovare le giocate che solitamente proviamo in allenamento. Oggi ho visto delle trame di gioco importanti, noi in zona offensiva, con tutto il rispetto per gli altri reparti, uno di cui ne faccio parte io, abbiamo una qualità assoluta da sfruttare, e oggi l'abbiamo usata per 60-70% delle nostre qualità. Ovviamente dobbiamo essere più bravi a chiudere le partite, perché poi si soffre, anche se azioni veramente pericolose ce ne sono state poche. Una bella partita, finalmente abbiamo riabbracciato il nostro pubblico al Broccoleri, è stata una bella partita, però peccato che abbiamo sofferto fino alla fine, perché potevamo fare più gol secondo me e chiuderla prima. Un primo tempo scoppiettante, un secondo e più dormiente, voluto o subito? Secondo me no, dormiente, perché abbiamo avuto sempre, parlo del secondo tempo, abbiamo avuto sempre le nostre palle gol. Ovviamente quando la sblocchi anche la squadra avversaria ti viene a prendere più alto, mette più pressione, perché qui vengono le squadre a chiudersi e quindi cercare di portare un punto a casa. Finalmente. In Serie B, sprecata dal Palermo una importante occasione per raggiungere il secondo posto in classifica. La sconfitta con l'ultima in classifica è difficile da accettare per i tifosi, che anche ieri hanno confermato la loro presenza sugli spalti. Alla fine però solo una grande delusione, perché non si può perdere così come ha perso ieri il Palermo. Colpa della difesa, si dice, e in realtà è così. La società dovrebbe correre ai ripari per non rovinare la stagione, che sembra quella giusta. Non rimane che sperare adesso per il recupero dell'8 novembre contro il Brescia. Basket, finalmente è il caso di dire, la Fortitudo può festeggiare un'importante vittoria al Palamoncada. Coach, sicuramente non la miglior Fortitudo, non la miglior partita della stagione, però è arrivata una vittoria, la prima vittoria stagionale in casa, ed era fondamentale, importantissima. Sì, hai detto bene, infatti l'analisi deve essere fatta su 2 punti di vista. Il primo è che oggi serviva una vittoria, non ci si deve girare intorno. Mi immaginavo una partita sporca, ruvida, non bellissima, e questo è stato. Avevamo bisogno dei 2 punti perché ci servivano in casa, perché ci servivano per il campionato. Questi sono arrivati e me lo prendo, mi prendo diverse cose buone sicuramente, cioè in una partita in cui abbiamo tirato 12 tiri liberi meno degli avversari, ma ne abbiamo segnati col 93%, che non è una cosa molto usuale di questo inizio di stagione, ma ci stiamo lavorando e quindi oggi paga i risultati. Mi prendo che siamo stati 39 minuti in vantaggio, quindi c'è una partita che non è mai stata in discussione, e quindi questa è tutta la parte positiva dell'analisi. C'è anche una parte negativa che non riesce a farmi essere totalmente felice, ma è giusto che sia così. Anche i ragazzi adesso dentro lo spogliatoio erano, non ti dico tristi, ma molto consapevoli di come è finita questa partita, perché per come abbiamo giocato, per come l'abbiamo costruita, questa partita dovevamo portarla a casa con uno scarto maggiore. 21 palle perse sono inaccettabili, non possiamo pensare di giocare con 21 palle perse, perché oggi ci grazia il fatto che gli avversari tirano con l'8% da 3 punti, e questo è un pochino il bilancio della partita. Tutte queste 2 cose messe insieme, messe nel calderone, secondo me fanno un po' il punto su come siamo noi adesso. Non è un momento brillante, arrivavamo oggi
dovevamo vincere per forza, abbiamo iniziato a recuperare anche Coil, che sicuramente all'interno delle nostre rotazioni serve un bel po', perciò ti dico, alla fine di tutto quello che ho detto, la cosa più importante su cui puntare è che abbiamo vinto, dovevamo vincere e questa la mettiamo da parte. Adesso non c'è neanche tempo di pensarci ed è bene così, perché abbiamo mercoledì Trapani e domenica Cantù, quindi 2 match complicatissimi, e però andremo a giocarceli a viso aperto. Quanta differenza ha fatto la presenza di Coil? Ma guarda, sicuramente conta tanto, cioè è innegabile. La sua assenza per 5 partite ha condizionato tanto quello che siamo noi come squadra. Oggi, secondo me, all'inizio è andato bene, anche perché probabilmente la condizione fisica e la freschezza l'hanno aiutato. Poi è normale, un ragazzo che non gioca da un mese e quindi nel corso della partita è un po' calato, però in quel momento c'è stata un canestro fondamentale di Ambrosin su un assist di Albano che ha rigirato l'inerzia a nostro favore in un momento in cui lui stava rientrando, quindi conta tanto. Adesso non c'è tantissimo tempo, ma penso che le partite possano aiutarlo anche a recuperare la condizione migliore, perché credo sia ancora molto lontano da quello che abbiamo visto quando stava veramente bene. Adesso ci sono 2 partite veramente importanti ma altrettanto difficili nel derby di Trapani e poi in casa contro Cantù. Come si affrontano queste 2 super squadre e cosa vorresti che da oggi ti porti in queste 2 partite? Allora, si affrontano con la consapevolezza che sono avversari che sulla carta sono più forti, però queste sono partite in cui le motivazioni sono talmente alte e diciamo la parte dello sfavorito, no? Chi arriva sfavorito arriva senza nulla da perdere, e questo secondo me deve essere quello su cui dobbiamo puntare, con la consapevolezza che nessuno in questo campionato parte sconfitto. Oggi stavo vedendo anche un pochino i risultati delle altre squadre, l'avevo già detto in altre conferenze, non è un campionato dove c'è un equilibrio così definito, cioè oggi Torino vince con Vigevano quasi agli ultimi possessi, Casale compete con Treviglio quasi fino agli ultimi possessi, quindi è un campionato difficile, nessuno parte battuto. Certo, ci sono dei valori che è giusto che ci siano, però vogliamo andare a Trapani a viso aperto, li abbiamo già affrontati, li abbiamo battuti in Supercoppa, erano 2 momenti completamente diversi delle 2 squadre, però secondo me arrivare con questa vittoria almeno ci dà questi 2 giorni di lavoro con la consapevolezza che non era una tragedia prima, adesso l'abbiamo rimessa un pochino in carreggiata e quindi dobbiamo andare lì cercando di fare il meglio di quello che abbiamo, assolutamente. E con lo sport si chiude il nostro telegiornale, grazie per la vostra attenzione.